Quanto ha lavorato qui? Ho lavorato 16 anni, dal 1958 al 1974. Che effetto le fa rientrare? Beh, un po' il cuore è un po' sensibile quando l'hanno incominciata a costruire nel 55. Qui il lavoro non ce n'era per nessuno. Rientrare oggi che effetto le ha fatto? Mi fa un pochettino, però se così chi fa di lavori per la gioventù chi fa, perché noi ormai siamo vecchi, però chi fa pure per la gioventù. È tornato nell'ex cementificio dove ha lavorato per 16 anni. C'è nostalgia, ma anche consapevolezza nella visita di quest'uomo con la moglie nell'area Italcementi. 66 ettari, 1 milione di metri quadrati, un'area paesaggistica inserita nei Colli Euganei, dove per anni il Monte Fiorina è stato scavato. Una bomba ecologica nel cuore del parco, da 1 anno e mezzo riserva della biosfera dell'UNESCO. Entro 2 settimane le ruspe inizieranno le opere di demolizione grazie a un accordo pubblico-privato tra il comune di Monselice e l'azienda bergamasca della famiglia Vitali. Una giornata davvero importante che segna un percorso che è durato per molti anni, che durerà ancora nel futuro e che coniuga e non cancella il passato di una città dal punto di vista industriale con il suo futuro, che parla di rigenerazione e sostenibilità di un'area che, se non avesse avuto questa opportunità, sarebbe rimasta un ecomostro alla porta dei Colli Euganei. Verrà realizzata una parte di zona produttiva di circa 200.000 metri, verrà realizzato un grande parco fotovoltaico, un'area da destinare ad impianti sportivi, percorsi ciclopedonali e una bretella di collegamento con la nuova strada regionale numero 10. Grazie a un team internazionale di architetti realizzare nuovi insediamenti produttivi per l'industria locale e tecnologica. Zero consumo di suolo. L'intervento è il progetto di rigenerazione più vasto in corso in Veneto in questo momento. I lavori saranno eseguiti a lotti, valore del cantiere 200 milioni di euro. Entro il 2027 potrebbe insediarsi la prima azienda. Sicuramente non si tratterà di industrie inquinanti, perché stiamo cancellando quello che è, non dico cancellando il passato, però stiamo portando avanti il passato, ma senza quella parte negativa che ovviamente un impianto industriale del genere ha portato nel territorio. Per anni per quest'area si è battuto il comitato Lasciateci Respirare, il portavoce Francesco Miazzi, anche consigliere comunale PD adesso, e chiede che sia massima l'attenzione. All'interno di questo stabilimento ci sono tutte le parti sotterranee, ci sono presenze